Quinta corsa, una prova di categoria G per i gentleman con cavalli di proprietà. 1660 metri da percorrere, 8 soggetti anziani. Dietro le ali dell'autostart. 1 Rossano, Luciano Marchi, 2 Ulisse 3B, Lucia Pasqualini, 3 Zaro P, Onofrio Tortorici, 4 Zebù, Risaia TRGF, Vittorio Miniero, 5 Uppercut C, 1000 Zanichelli, 6 Birbone dei Colli, Matteo Angeloni, 7 Viola Orsini, Fulvio Gallo, 8 Belva Baggins, Maurizio Giordano. Macchina che prende velocità davanti alle tribune e si parte con Zaro P che è già davanti su Ulisse 3B, di fuori Zebù Risaia TRGF che cerca posto allo steccato, gli viene negato in seconda posizione da Ulisse 3B, cerca di sistemarsi allora terzo avanti a Rossano e ci riesce Vittorio Miniero. Di fuori è rimasta Belva Baggins, mentre alla retroguardia Birbone dei Colli è preceduto da Uppercut C. 14,9 per i primi 200 metri di corsa, rallenta ora Zaro P che cerca di ridurre il più possibile il ritmo, muove allora dalla quarta posizione Rossano. 31,4 per i primi 400 metri di corsa, con Zaro P in vantaggio, Rossano al suo esterno, poi Ulisse 3B a precedere Zebù Risaia TRGF, quindi Viola Orsini. I 600 metri del battistrada in 47,2 al passaggio davanti alle tribune, Zaro P che controlla le operazioni, Rossano al suo esterno, allo steccato Ulisse 3B, terza posizione alla corda per Zebù Risaia TRGF che precede sempre Viola Orsini. 1,2 per la metà gara di Zaro P che allunga, Rossano sempre proteso al suo esterno, Ulisse 3B che perde qualche battuta, chilometro se ne va in 1,16,5, si staccano in lotta Zaro P e Rossano. Ulisse 3B precede sempre Zebù Risaia TRGF e Viola Orsini quando siamo a 500 metri dalla conclusione. Zaro P in vantaggio, Rossano sempre con quella lunghezza da ricucire, 1,31,75 di miglio, Zaro P in vantaggio, Rossano che continua ad attaccare all'esterno, poi Zebù Risaia TRGF che scavalca Ulisse 3B a metà della piegata conclusiva, Zaro P e Rossano che continuano a lottare, c'è 15,4 per la piegata, Zaro in vantaggio, Rossano che persevera sul passo, copre completamente il rivale, mette qualcosa avanti, a centropista c'è Zebù Risaia TRGF, passa Rossano che con un durissimo percorso esterno viene a vincere meritandosela tutta davanti a Zebù Risaia TRGF, poi Zaro P, 31,2 ad arrivare, 1,16 il ragguaglio cronometrico, Rossano e Luciano Marchi portano a casa la vittoria per il training di Giorgio Cassani a 12 anni, il figlio di Love You, che si esibisce in gran bel percorso esterno, corre bene al secondo Zebù Risaia TRGF, solo terzo il favorito Zaro P.